Buongiorno cari amici di Matto Scacco, sono la maestra internazionale Camelia Ciobanu ed eccoci nuovamente al nostro corso di strategia. La tematica di questo video sarà l'attacco contro la Rocco con fianchetto e avremo come esempio la partita giocata online tra Ding Liren e Nepomnia Cechiyan proprio questo mese, a maggio del 2020. Hanno giocato la Grunfeld, quindi D4, cavallo F6, C4, G6, cavallo C3, D5. Il bianco prende il pedone centrale ed ecco che avrà il dominio del centro con due pedoni. Il nero cattura il cavallo, quindi ci sarà lo scambio e poi il nero sviluppa l'alfiere in fianchetto. Osserviamo che una volta che il re arroccherà corto, il cavallo sta mancando, perciò l'arrocco sarà protetto soltanto da quell'alfiere che si trova in fianchetto. Perciò vedremo come il bianco attaccherà quell'arrocco cercando di eliminare, riuscendo poi ad eliminare proprio il difensore principale. Quindi il nero sta attaccando il centro dal laterale. Dopo lo scambio in D4 il bianco rimane con un pedone debole centrale in D4 e quindi tutta l'attenzione del nero si dovrà svolgere verso questo punto e una volta che i pedoni cambieranno il nero avrà anche una maggioranza di due pedoni contro uno sull'ala di donna, perciò l'attacco del nero si svolgerà proprio su quest'ala. Torre C1. Nell'eventualità in cui la colonna C si aprirà dopo lo scambio dei pedoni, ma torre C1 è anche una mossa preventiva, togliendo la torre dalla diagonale dell'alfiere e proteggendo il pedone debole in C3. Donna A5 infatti e donna D2, disimpegnando il pedone in modo che lui protegga effettivamente in D4 e poi la donna sviluppata in D2 protegge anche il pedone debole A2. Arrocco corto e il bianco continua lo sviluppo dei suoi pezzi leggeri e poi fa una decisione al centro. Siccome i pedoni sono in contatto, il bianco sceglie di spingere il pedone guadagnando un po' di spazio e togliendo la casella di sviluppo C6 al cavallo nero. Il nero gioca B5. La sua intenzione è quella di spingere il pedone in B4 per poi infiltrarsi con l'alfiere in C3. Quindi il nero invita il bianco a catturare il pedone in C5 perché poi vedremo che lui riprenderà quello in E4, quindi lascerà un pedone dal laterale del centro per un pedone centrale. Alfiere prende, torre C8, alfiere D4, alfiere prende in F3 ed ecco che il bianco riesce a cambiare il difensore del re. Quindi proprio il soldato che stava proteggendo bene tutte quelle caselle scure che tutta ad una volta diventano deboli. Ok, alfiere prende in E4 e tutti e due i giocatori hanno un ritardo di sviluppo. Il bianco addirittura non è riuscito neanche ad arroccare ancora. Però dopo tutti questi scambi, il bianco riesce a mantenere la coppia d'alfieri e non solo, adesso arriveranno delle minacce molto forti sull'arrocco del nero. Donna B6, non permettendo alla donna del bianco di giungere il centro, minacciando scacco matto e anche l'alfiere campo chiaro. Il bianco sta mandando via l'alfiere dal proprio territorio e con questo riesce ad avanzare i suoi pedoni con tempo e questo avanzamento pedonale gli permetterà di attaccare la struttura pedonale davanti all'arrocco.
Una volta che il bianco arriva col pedone in H5 e lo scambia in G6, si aprirà la colonna H per la torre. Alfiere D7, H4 infatti, anche se il re del bianco non è arroccato, quindi è esposto al centro, non si vede un modo per il nero di sfruttare questa debolezza perché i suoi pezzi sono ancora concentrati sull'ala di donna, alcuni di loro non essendo neanche sviluppati ancora. Poi l'alfiere in E8 sta proteggendo l'ala di re, però è ben passivo. H5 attaccando le catene pedonali, F6, il bianco apre la colonna H e finalmente il nero arriva in tempo con l'alfiere. Alfiere 3, minacciando la donna, e l'alfiere adesso si sposterà su una diagonale migliore, donna D6, ed ecco che il bianco cattura il pedone in B5. Si nota che il bianco ha i pezzi molto più attivi, anche l'alfiere campo chiaro adesso viene sviluppato addirittura catturando un pedone. Cavallo D7, re F2, anche se il bianco non ha arroccato, il re non ha nessun tipo di problema, è ben protetto pur essendo al centro. Una volta che si riporta in G2 è come se fosse stato un arrocco a pezzi. Torre a B8. L'alfiere si ritira in E2 ed è il tempo per il nero di tentare un controgioco sull'ala di donna con le minacce di infiltrarsi sulla seconda traversa con la torre e poi catturare in A2. Il bianco riporta l'alfiere in un punto centrale difendendo anche il pedone debole C3. Torre B2, donna E3 minacciando anche in E7 ancora no, però la sua posizione è una centrale e anche di difesa per il re. Cavallo E5 ed ecco che il bianco rinuncia alla coppia d'alfieri, però così facendo sta eliminando un difensore, il cavallo centrale, e cattura il pedone, attivando anche la donna. Adesso il bianco ha un pedone libero sulla colonna C e il bianco sceglie di giungere questo finale in cui il vantaggio è dalla sua parte. Quello che il bianco deve fare è soltanto spingere il pedone in C5 per liberare il pedone dalla colonna D e volendo trasformarlo. Torre C8, re G3, torre prende per C3, A4, A5 ed ecco che il bianco è rimasto con un pedone in più ed anche se le torri del nero sono infiltrate sulla seconda e la terza traversa, i pedoni A5 e D6 sono deboli, quindi basta che il bianco arrivi con l'alfiere in B5 e la torre in E6 e il pedone D6 cade. Alfiere F1, torre B4, torre E6 e anziché difendere il pedone debole in D6, il nero tenta un controgioco catturando il pedone in A4. Torre prende per D6, torre A3, incrementando la pressione su F3, torre F6, re G7 ed ecco che è il tempo che il pedone libero avanzi. Evidentemente il re non può catturare la torre perché dopo D7 nessuno può più fermare il pedone dal trasformarsi in donna. Torre C8, D7, torre D8 e torre 6. Riuscirà il bianco
a far smuovere la torre da D8 per poter poi promuovere, torre B3, torre E5 minacciando anche il pedone in A5, torre B7 minacciando il pedone in D7. Evidentemente se questi pedoni vengono cambiati non sarà più così semplice vincere, anche se il bianco ha un pedone in più. E quindi ecco che il bianco difende il suo pedone molto avanzato ed infine riuscirà anche a promuoverlo. Dopo torre E8 il nero non può catturare perché perderà l'alfiere dopo di che il pedone promuove in E8, quindi torre B8 per difendere la torre, rimanere con una torre in D8 sulla casella di promozione, solo che dopo la mossa numero 45 torre E2 il bianco sta minacciando di prendere in D8 e di riportare l'altra torre in E8, perciò il nero perderà l'alfiere dopo tutti gli scambi e quindi il bianco vince. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento per il nostro prossimo video della serie del gioco posizionale.